Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Apriamo con il report sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.587 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 651 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,64%. Sono inoltre 3.250 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 340 casi, 10,46% di positività. I decessi registrati sono 16, dei quali 2 nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 497. Numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. I dati attuali in regione, con un RT salito all'1,39, aprono alla seria possibilità di un passaggio in zona rossa a partire da lunedì, anche se una decisione definitiva è attesa per domani. Intanto, sul fronte delle vaccinazioni, la Direzione Centrale Salute della Regione ha provveduto a bloccare immediatamente in Friuli Venezia Giulia, a scopo precauzionale, l'utilizzo del lotto di vaccino AstraZeneca ABV2856 come da indicazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, dopo che alcuni effetti collaterali si sono verificati in Italia e anche in altre parti d'Europa. In relazione alla decisione di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale del lotto, spiega il vicegovernatore Riccardi, la Regione conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi del lotto segnalato. Dal momento in cui ci è giunta la comunicazione, le dosi in nostro possesso sono state immediatamente accantonate e messe a disposizione degli uomini del NAS che procederanno al sequestro, conclude Riccardi. E il municipio di Porcia deve fare i conti con alcune positività dei dipendenti. Il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale è intervenuto con uno screening a tutto il personale. Intanto oggi è stato chiuso in via precauzionale l'ufficio urbanistica in attesa di ulteriori sviluppi. Il Covid entra in municipio a Porcia. La positività di alcuni dipendenti, tra i quali qualcuno con sintomi, ha fatto scattare lo screening da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Negli ultimi 4 giorni abbiamo avuto 4 casi di positivi. Ho sentito il Dipartimento di Prevenzione, che ringrazio nuovamente per l'intervento tempestivo. Ieri abbiamo sottoposto a tampone rapido tutti i dipendenti presenti in municipio. Fortunatamente l'esito è stato negativo, ma c'è un tempo di latenza, ci hanno segnalato di 4-5 giorni nei quali potrebbero emergere dei sintomi. Abbiamo avuto nel frattempo, nelle ultime 24 ore, altri casi e per 10 giorni terremo sotto controllo in quella che viene chiamata un monitoraggio attivo se ci sono sviluppo di sintomi. Intanto una parte degli uffici sarà chiusa almeno fino a lunedì. Abbiamo deciso di chiudere l'ufficio edilizia urbanistica e ambiente. Questo in attesa che il Dipartimento di Prevenzione ci dia ulteriori indicazioni per il futuro. Quindi se ci sono dei disservizi in questi giorni, avviso tutta la popolazione, le imprese, i professionisti che è dovuto a questo controllo precauzionale sull'intero municipio. L'attenzione sugli sviluppi della situazione resta massima. E restiamo a Porcia, dove l'amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità del restauro di Villa Correr Dolfin. Il recupero della seicentesca Villa Correr Dolfin si avvicina. Il comune di Porcia ha approvato il progetto di fattibilità del restauro, possibile grazie a un contributo da 4 milioni di euro ottenuto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nel 2018. Fondi però da utilizzare prima che scadano i termini. Il recupero partirà dai preziosi affreschi. Abbiamo riscontrato nelle analisi diagnostiche fatte anche nel 2020 durante il lockdown che la villa è in alcune situazioni in ambito molto critico, ci sono infiltrazioni d'acqua, c'è il rischio di perdere e di degradare ulteriormente gli affreschi, quindi abbiamo deciso di intervenire in via molto veloce per consolidare gli affreschi, metterli in sicurezza e mettere in sicurezza la struttura con un consolidamento strutturale, un miglioramento sismico e impedire le infiltrazioni dal tetto. La restauratrice ci ha fatto notare che questa villa ha quasi 2000 metri quadrati di affreschi e dovrebbe o potrebbe essere la villa veneta più affrescata di tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi con un valore importante anche dal punto di vista artistico. I tempi, tuttavia, non saranno brevi. Quindi il consolidamento e il recupero degli affreschi 2022, dicembre del 2022, un anno di cantiere, sarà un anno di cantiere difficile, speriamo che la situazione contingente ci permetta di procedere veloci, però sarà un anno importante per portare a casa questo primo step di lavori della villa che non ha mai visto nessun intervento.
In questo momento siamo in una fase di analisi e di studio. Abbiamo definito all'interno degli ultimi documenti approvati che la destinazione finale sarà quella di tipo istituzionale rappresentativo. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Portogruaro ha salvato la vita a 13 cuccioli di maltese. Vediamo. 13 cuccioli di maltese, alcuni non ancora svezzati, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Portogruaro, che hanno controllato un'auto con targa italiana e un furgone con targa estera provenienti entrambi dalla Romania, in sosta in una stazione di servizio della zona del Portogruarese. Nel bagaglio della vettura 2 piccole scatole di cartone all'interno delle quali c'erano 13 cuccioli di maltese trasportati in condizioni non idonee, poco spazio vitale, scarsa reazione e pulizia. Il veterinario del Servizio Sanitario Pubblico non ha rilevato alcun chip identificativo sui cuccioli. Sulla scorta così delle direttive impartite dalla Procura della Repubblica di Pordenone, i militari hanno sequestrato i cani, poi affidati al canile sanitario Villa Electra di San Donà di Piave. I 2 uomini sono stati invece denunciati all'autorità giudiziaria di Pordenone per traffico internazionale di animali e maltrattamenti. Ancora cronaca. Nella serata di ieri attorno alle 21:30 i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Cavolano di Sacile per un incendio in via Francenigo che stava interessando una tettoia adibita a ricovero agricolo. I pompieri hanno circoscritto le fiamme che hanno comunque provocato ingenti danni all'attrezzatura riposta all'interno della struttura, causando il collasso della stessa. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Voltiamo pagina. Gli esuberi alla ZML di Maniago finiscono sul tavolo della Regione che sta monitorando la situazione dell'azienda che fa parte del gruppo Cividale. Pensionamenti, cassa integrazione straordinaria e sviluppo impresa potrebbero limitare la riduzione del personale. Il caso degli esuberi alla ZML di Maniago, azienda del gruppo Cividale con oltre 500 dipendenti, specializzata nella realizzazione di componenti per i settori dell'auto e dell'elettrodomestico, è finito in Regione, arrivato attraverso un'interrogazione del consigliere del Patto per l'Autonomia Giampaolo Bidoli. La Giunta Fedriga sta monitorando la situazione, come spiegato dall'assessore al lavoro Alessia Rosolén. La trattativa avviata fra le parti sembra possa portare a una diminuzione delle eccedenze dichiarate da 90 a 68. L'azienda, ha spiegato Rosolén, si è già dichiarata formalmente disponibile ad avviare un percorso di cassa integrazione guadagni straordinaria della durata di 18 mesi a partire dal 1° aprile prossimo, riorganizzazione che potrebbe portare all'utilizzo di alcuni strumenti del provvedimento sviluppo impresa. Sul tavolo anche la possibilità di accesso, quanto più esteso possibile, ai requisiti della pensione da parte dei lavoratori in esubero durante il periodo complessivo di fruizione degli ammortizzatori sociali CICS e NASPI. Opzione quest'ultima che potrebbe riguardare circa 30 persone. Per altri lavoratori potrebbe esserci un dirottamento verso altre aziende del gruppo che ha annunciato investimenti sul fronte dell'automazione. I sindacati FIOM, FILM e WILM però continuano a chiedere maggiori tutele per i lavoratori. Ci spostiamo a San Giorgio della Richinvelda dove arrivano novità sul fronte ambientale. A spiegarle il sindaco Michele Leon. Dopo 20 anni di attesa, l'intervento sul tratto San Giorgino della Roggia dei Molini è realtà. La Roggia dei Molini è un tratto storico del nostro territorio che negli anni era stato infestato dagli alberi, ormai era diventata una selva. Si è proceduto in questi giorni con la sua ricalibratura, il taglio degli alberi ovviamente in eccesso e la risagomatura del letto, un lavoro importante che è in fase di conclusione, che è durato un mese proprio nel periodo in cui abbiamo potuto chiudere l'acqua. Il contributo è un contributo del 2016 che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato appunto per questo tratto su nostro diretto interessamento. Un contributo di 122.000 euro che è stato dato in gestione e delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, che ne ha curato il progetto, la gara di appalto, la direzione dei lavori, ma soprattutto le varie autorizzazioni per poter realizzare questo intervento. Sono serviti ben 5 anni per poter monitorare, fare tutti i controlli appunto e ottenere tutte le autorizzazioni dalle paesaggistiche e ovviamente a quelle degli enti competenti per quanto riguarda la direzione ambiente. Molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta, siamo particolarmente soddisfatti e di cui ringrazio il nostro assessore all'ambiente Susanna Fornasier e il direttore tecnico e generale del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.
Chiudiamo con la musica, quella del pianista fuori posto che oggi in piazza Cavour a Pordenone ha regalato alcuni momenti di spensieratezza ai passanti. Le note di un pianoforte per allietare una fredda giornata da zona arancione a Pordenone. Le note sono quelle suonate da Paolo Zanarella, il pianista fuori posto che da 10 anni porta il suo piano in giro per l'Italia. Oggi ha fatto tappa in piazza Cavour. La musica porta, per quanto poco, sempre un po' di magia, porta sempre qualcosa di nuovo, un po' di novità, quindi un po' di freschezza e riesce in qualche maniera a ravvivare il clima e i colori della vita. Zanarella ha suonato ovunque in posti affascinanti e suggestivi. La montagna aiuta molto perché ti riappropria del tuo silenzio. Poi è bello anche suonare sopra una barca, comunque in mezzo al mare, oppure sospesi in aria. Suonare sospesi in aria è sempre emozione forte. La gente passa, si ferma, ascolta e riparte con un po' di più allegria nel cuore. Non so se abbia fretta o paura. E quindi io vi invito ad avere meno paura e avere meno fretta, perché alla fine bisogna vivere bene. Per questa sera è tutto, dopo di noi l'appuntamento è con Economai FVG, il telegiornale di Pordenone ritorna domani sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.